Presidente Luxardo, il premio del Campiello è un premio nato da un'idea degli industriali del Veneto, che ha visto come vincitore il primo anno, nel 1963, addirittura Primo Levi, che poi ha vinto nuovamente anche nell'82. Ci può descrivere in parte qualche passaggio, qualche aneddoto che ha del premio, una parte della storia, diciamo, del premio del Campiello, qualcosa che possa far capire anche il pregio di questa organizzazione? Ma il premio Cappiello è uno dei più importanti premi letterari italiani, come è noto, ed è un premio che ha un palmarès invidiabile. Oltre a Primo Levi, che lei ha citato, tra i vincitori del Campiello annoveriamo scrittori che a buon diritto oramai sono entrati nella storia della letteratura italiana del Novecento e oltre. Mi riferisco, per esempio, ad Agia Maraini, mi riferisco per esempio a Giuseppe Berto e a tanti altri che adesso potrei citare. Si tratta di un premio che ha una caratteristica molto importante, la sua assoluta imparzialità e terzietà nei confronti del mercato delle lettere. Esiste un mercato editoriale, come ben noto, che è dominato da grandi case editrici che hanno il grandissimo ehm, pregio di avere risorse per scoprire nuovi talenti, per lanciare con grande dispendio anche di mezzi, di energie, le opere più meritevoli, ma che naturalmente, come tutte le aziende, hanno desiderio giustamente di indirizzare. I premi letterari scontano all'origine questo piccolo peccato originale, se vogliamo chiamarlo così, ossia di poter essere permeabili rispetto alle sollecitazioni del mondo delle lettere del mercato. Il premio Campiello ha come caratteristica e anche come suo, se vogliamo, tratto distintivo, quasi motivo di orgoglio e blasone in un certo senso, il fatto che non è assolutamente condizionabile. Questo per la specifica formula che lo contraddistingue. Esiste una prima giuria dei letterati, come viene chiamata, una giuria di specialisti della materia che hanno il compito di individuare nell'ampia produzione narrativa degli ultimi 12 mesi solari, si parte dal mese di maggio dell'anno precedente e si finisce col mese di aprile dell'anno in corso, le opere di narrativa a loro giudizio più meritevoli e alla fine del maggio dell'anno in corso decretano la cinquina finalista, cioè il loro giudizio sono le più interessanti nell'ampia produzione recente. Finito questo, però, le 5 opere finaliste vengono sottoposte al vaglio di una seconda giuria, la giuria dei lettori, dei 300 lettori, è una giuria di lettori anonimi, quindi non individuabili, di cui si può far parte una sola volta nella vita, ed è una giuria che viene cambiata, ripeto, ogni anno in base a delle precise regole che sono quelle di riprodurre una specie di panel della società italiana, quindi incrociando le ascisse e le ordinate sia della appartenenza a precise categorie professionali, sia all'appartenenza a precise aree geografiche. Non esiste, a differenza di altri premi, e questo è molto importante, la possibilità di ricevere deleghe, cioè ognuno vota per sé e ognuno vota con un voto solo, e inoltre, naturalmente, il premio è questa seconda giuria, l'individuazione del vincitore assoluto, che resta rigorosamente anonima fino al momento della premiazione che di solito si tiene appunto a Venezia in Molto settembre. interessante, molto interessante.